Secondo posto in solitaria per l'Igor Gorgonzola Novara, che nel recupero della quinta giornata di Serie A1 batte 3-1 una Rediviva Bosca San Bernardo Cuneo. Le azzurre festeggiano il sesto successo consecutivo sulle cugine piemontesi, ma anche le gatte biancorosse hanno buoni motivi per festeggiare. Per la squadra guidata da Domenico Petruzzelli, infatti, questa è la serata del rientro in campo con il roster al completo, con tutte le giocatrici recuperate dopo l'emergenza Covid che ha messo KO rosa e staff tecnico. Primo set con il piede sull'acceleratore per le cuneesi, brave a scavare fin dall'inizio un rassicurante break di vantaggio. Le azzurre tornano a contatto sul finire di parziale, arrendendosi però al 23-25 biancorosso. Troppo passive Bosetti e compagne, che però si risvegliano nel set successivo, macinando punto su punto e chiudendo velocemente la contesa 25-14. Ma è nella frazione successiva, la terza, che si decide tutto. Le squadre restano appaiate per gran parte del set, con Cuneo che scappa fino al 12-15, ma per le biancorosse le forze, come fisiologico che sia, cominciano a calare. Novara è brava e concentrata a rimontare per poi conquistare il set 27-25 con una magia di Caterina Bosetti. Il quarto set è a senso unico. Cuneo alza ufficialmente bandiera bianca, soccombendo 25-13 sotto i colpi di una Hayley Washington in formato super. 19 punti per l'americana, che a fine match si guadagna anche il premio di MVP. Abbiamo una serie di partite mercoledì, sabato e tutti i punti che riusciamo a raccimolare per strada e soprattutto quelli che dobbiamo fare, perché possiamo fare bene, dobbiamo assolutamente farli, quindi molto contenta anche se abbiamo fatto un po' fatica a ingranare all'inizio.